Finalmente sto iniziando a sentire caldo e non mi lamenterò più del tempo che non è più confacente o comunque non è più stagionale con i mesi classici e canonici che eravamo abituati ad avere. Mia moglie mi dice: finalmente non ti lamenti più, adesso potrai andare al mare. Un se e un ma forse lo dovremmo anche mettere, perché mentre ieri c'era la pioggia, poi è venuto il sole, magari domani ci sarà ancora il sole e poi c'è il vento. Ma siccome noi non siamo meteorologi, forse siamo un po' meteopatici, lasciamo da parte l'aspetto appunto del tempo e iniziamo il nostro appuntamento. Questa è Target, la vostra trasmissione settimanale, il vostro salotto su Televideo Agrigento LCN92 del digitale terrestre e anche sul sito www.televideoagrigento.tv, da vedere in tutto il mondo praticamente, oltre che poi sul nostro canale YouTube, dove inseriamo il link per vederlo negli orari che sono più a voi consoni. Target è il nostro bersaglio, il nostro obiettivo, quello di amplificare e far giungere a un maggior numero di persone possibili quelle che sono le piccole e grandi realtà del nostro territorio, delle ricorrenze, delle occasioni, delle persone o delle associazioni che sicuramente hanno bisogno dell'amplificazione che per fortuna Televideo Agrigento dà da tanti anni, e speriamo che possa farlo ancora in seguito. Voi ci vedete in prima serata il mercoledì alle ore 21 e poi nei giorni successivi in diversi orari per cercare di coprire più fasce possibili. Anche in questa serata parleremo sicuramente di argomenti importanti che spero suscitano il vostro interesse, e in circa un'ora vi faremo compagnia entrando veramente in punta di piedi nelle vostre case. Passo subito allora a presentare gli ospiti di questa sera. Iniziamo dalla mia sinistra. Lui è Enzo Fontana, è un medico, è stato presidente della provincia, è parlamentare, senatore, e con lui parleremo e affronteremo diversi argomenti. Poi c'è Rita Capodicasa, lei è una pianista e una musicologa, e ascolteremo, anzi vedremo qualche sua bellissima esibizione al pianoforte. Giovanni Manganella, segretario provinciale della UIL, con lui parleremo di problematiche dei servizi e speriamo che non siano tanti questi problemi, Giovanni. E poi c'è Lorella Zarbo, lei è dirigente della ICS Agrigento, Associazione Italiana Cultura e Sport, del Dipartimento Arte e Pari Opportunità. E poi abbiamo Francesco Sferrazza Papa del Comitato di Quartiere Fontanelle Insieme. Questi i nostri ospiti, e non possiamo che iniziare con così, insomma, un breve ricordo, un qualcosa magari di personale o di diretto che sicuramente Enzo Fontana ho avuto con il presidente Berlusconi, scomparso proprio recentemente. Enzo. Sì, certo, per noi è stata veramente una grave perdita di un uomo che veramente ha cambiato le sorti degli ultimi 30 anni della nostra Repubblica. È stato un grande uomo, un grande innovatore, ma non solo in politica, un personaggio che si è distinto particolarmente in diversi settori, dal settore dell'imprenditoria, quindi dell'edilizia negli anni '80, per passare alla comunicazione, Mediaset, quindi quello che lui è. E poi anche la politica, insomma, diciamo, poi è un uomo che onestamente molti hanno amato, magari qualcuno non lo ha odiato, perché come tutte le persone particolarmente carismatiche, sai, o si amano o si odiano, certo, e quindi ci sono stati degli oppositori assolutamente convinti che lo hanno sempre criticato ed osteggiato, ma lui ha dimostrato in questi 30 anni di essere una grande persona, una persona generosa, una persona moderata, è stato l'ago anche della bilancia di tutto il centrodestra, ha dimostrato sempre di essere veramente un moderato convinto. Io credo che se il centrodestra è arrivato dove è arrivato, gran parte del merito è proprio suo. Il merito è proprio suo, e vorrei dire, insomma, da lui è entrato e sceso in politica dopo i fatti del 92 e ha creato Forza Italia nel 93, nel 94 ha vinto le elezioni.
per cui voglio dire, insomma, chi nel giro di un anno si inventa un questi partito 30 anni e ci sono vince stati anche le elezioni. bassi, delle questioni personali che magari insomma non staremo qui a trattare e a definire, ma c'è è stato particolarmente bersagliato, osteggiato, ma in questi giorni lo stanno dicendo anche dobbiamo dire delle persecuzioni francamente che sono inimmaginabili. Qualche ricordo particolare fuori dalle luci della ribalta, fuori dal... Vorrei ricordare intanto il 98, quando io mi presentai alla presidenza della provincia come Forza Italia. Era una battaglia abbastanza difficile, allora c'era un presidente uscente assolutamente bravo, all'altezza, insomma, Stefano Vivacqua, ve lo ricordate? Certo, no? E io in quella battaglia elettorale vinsi a primo turno, cosa veramente difficilissima perché non era facile vincere. È venuto, ma poi la cosa più bella è stata quando allo spoglio, era l'una di notte, io ricevetti la telefonata in diretta su Teleacras, mi chiamò personalmente Berlusconi e subito dopo anche Casini. Per noi quella fu una grande battaglia, una grande vittoria, anche perché la battaglia era veramente difficile. Quindi, parleremo con Enzo Fontana e poi anche di provincia e di ho avuto anche tanti altri incontri con Berlusconi. Io sono stato oltre i 10 anni di Presidente della provincia, sono stato anche al Parlamento nazionale, alla Camera. Tu hai detto senatore, io gli unici scranni che non ho occupato sono quelli del Senato regionale. Sì, io sono stato deputato nazionale e poi alla regione siciliana. Sì. E volevo ricordare quando ero a Roma, addirittura io visitai per ben 2 volte Berlusconi, sono stato chiamato perché non c'era allora il suo medico personale, Zangrillo, e io sono stato a Palazzo Grazioli 2 volte di notte a visitarlo, insomma, una volta per una colica renale, l'altra volta perché aveva febbre alta. Ho avuto anche questo privilegio. Grazie di questo ricordo a Enzo Fontana. Rita Capodicasa, abbiamo detto pianista e musicologa, se pianista ci viene più facile da capire, qualche parola sulla musicologa ce la potresti dire, no Rita? Sì, perché insomma la musicologia abbraccia trasversalmente dei campi storico-letterari. Essendo io stessa docente di lettere, molti mi conoscono come pianista, diciamo, nel mondo dello spettacolo, ma sono docente di lettere italiano e latino nel liceo Politi di Agrigento, per cui anche a partire da questo mio insegnamento tendo a coniugare queste mie 2 passioni, la letteratura e la musica. Non a caso sono arrivata poi alla pubblicazione di questo libro di cui magari vorrei parlare. Sì, sicuramente ne parliamo, ma spiegaci ancora la musicologia, che cosa tratta? Ecco, è uno studio scientifico, anche a livello universitario, di ricerca scientifica, sull'analisi delle opere, perché magari noi pianisti, noi musicisti le eseguiamo, quindi con lo spartito, comunque eseguiamo l'opera lirica che viene ad essere fruita dal pubblico, però i musicologi sono quelli che a livello teorico analizzano, commentano un'opera, anche a livello storico, come nasce l'opera e con quali intenzioni dell'autore. E nel caso di Pirandello e Michele Lizzi ci sono tante, come vorrei parlare approfonditamente, ci sono tante connessioni, perché tutte e 2 figli del caos, come sono pure io, mi definisco, siamo figli del caos di questa terra, sono stati voce della nostra terra d'Acragas e hanno coniugato, insomma, nell'opera lirica La sagra del Signore della nave di Lizzi, poco conosciuta, ma che io vorrei tanto, diciamo, rinverdire. Si coniuga proprio la letteratura più alta, il premio Nobel, noi siamo terra di Pirandello, il premio Nobel agrigentino si coniuga con la musica, che pochissimi conoscono. Sicuramente avremo il tempo, naturalmente non grande tempo, di parlare di questi 2 aspetti letterari e musicali. Giovanni Manganella, dicevo, segretario provinciale della UIL, dei servizi che vuol dire? Acqua, luce e gas? Diciamo sostanzialmente sono questi, ma servizi sono anche i rifiuti urbani e quindi tutto quello che è collateralmente, diciamo, a tutte queste branche. Come dicono a Parigi, tutti quelli che ne donano colare, insomma. E proprio là sta il danno nostro, perché noi soffriamo sempre di mancanza di programmazione e di mancanza di manutenzione. Tutte queste cose, se le mettiamo, le coniughiamo con Agrigento capitale della cultura e con il retroterra e tutte le difficoltà e le criticità che abbiamo, o ci diamo una mossa ma seria,
oppure arriveremo al giorno fatidico, diciamo, dell'Agrigento Capitale della Cultura impreparati, con il fiato corto, e probabilmente potremmo anche fare qualche malafigura internazionale. ma anche perché, diciamo, i servizi ci sono scarsi e costano troppo, e quindi, diciamo, questi due piatti della bilancia non si equilibrano. Giuseppe, su tutte le cose siamo in estremo ritardo. L'anno scorso stava per partire il rifacimento della rete idrica di Agrigento. Era stata appaltata, credo verso settembre-ottobre, dopodiché è venuto fuori che nel bando d'appalto si erano dimenticati la revisione prezzi e quindi si sono fermati. Ci dicevano che, perché abbiamo avuto un incontro, insomma noi eravamo, come dire, pressavamo perché partisse questa benedetta rifacimento, diciamo, della rete d'Agrigento. Stiamo rivedendo, diciamo, il capitolato, entro dicembre passa, siamo a giugno e ancora non c'è niente. Va bene, parleremo di queste disfunzioni purtroppo. Conosciamo anche Lorella Zarbo, dicevo, dirigente AICS Agrigento del Dipartimento Arte e Pari Opportunità. Lorella, cos'è l'AICS? L'AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, nasce come ente nel 1962 a Roma. Inizialmente si occupa di promozione sportiva, poi successivamente allarga il proprio raggio anche al territorio, alla cultura, alle problematiche sui disabili, sulle persone in difficoltà e all'arte, e quindi nascono vari dipartimenti che sono il corollario del lavoro dell'intera ICS. Quindi ogni dipartimento si occupa di un settore specifico nel territorio di competenza. Nel territorio, nel caso nostro, provinciale di Agrigento, sì. Parleremo naturalmente approfonditamente del tuo Dipartimento Arte e Pari Opportunità. Conosciamo Francesco Sferrazza Papa del Comitato Fontanelle Insieme, un quartiere che forse nel suo sorgere era stato definito dormitorio, ma credo che da un po' di anni a questa parte ha finito di dormire e si è svegliato. Francesco. Sì, diciamo che dal 2018 partito come l'avventura tra un gruppo di amici. Siamo ragazzi, ormai non più tanti ragazzi perché abbiamo fatto i capelli bianchi, però siamo nati e cresciuti in questo territorio. Adesso siamo impiantati con le famiglie, radicati in un territorio che stiamo cercando di risvegliare pian piano. Inizialmente sembrava un'utopia poter mettere insieme delle persone attorno ad un progetto che mirasse alla riqualificazione del territorio, che mirasse alla riqualificazione di una comunità che si era spenta, una comunità che si era isolata, ognuno nel proprio nido, ognuno nel proprio appartamento. E voi siete riusciti a risvegliarli? Ci stiamo provando, ancora il progetto mira a un'estensione ancora più grande, una comunità sempre più partecipe. Siamo reduci dalla festa di quartiere Ne parleremo approfonditamente anche di questo argomento, e quindi, diciamo, vi ho fatto conoscere i miei ospiti su per giù gli argomenti che noi naturalmente tratteremo, con la possibilità di un interscambio naturalmente. Vorrei ritornare a Enzo Fontana nel suo ruolo di presidente della provincia, 10 anni di presidente, ma adesso nemmeno provincia possiamo parlare, onorevole. Ora si parla che forse si farà di nuovo l'elezione diretta, c'è stato questo periodo che consorzio comunale, insomma la provincia era veramente scesa giù. Tu sei favorevole al ritorno della provincia? Ma sicuramente è stato un gravissimo errore, voluto purtroppo allora dai pentastellati, che hanno in parte distrutto diverse cose, fra le cose che hanno distrutto anche le province, perché volevano cancellare, perché non servivano. È stato un gravissimo errore, perché la provincia rappresenta quell'ente intermedio
fra i comuni e la regione, che ha svolto e continua a svolgere anche ancora delle funzioni importantissime, come quelle dell'edilizia scolastica per quanto riguarda gli istituti superiori, le strade provinciali, l'ambiente e tantissime altre competenze che sono proprio insite della provincia e che oggi, proprio perché sono stati tagliati i trasferimenti, perché dopo questa cancellazione hanno tagliato totalmente i trasferimenti nazionali e regionali, come se nessuno se ne occupasse più. Esatto, purtroppo tra l'altro anche il personale si è fortemente ridotto, da 800 dipendenti adesso ce ne sono credo meno di 400, per cui meno della metà, quindi questo ti dà la dimensione di come oggi vive la provincia. C'è un commissario già da diversi anni, sono stati magistrati in pensione, colonnelli, generali, adesso c'è l'amico Sanso, il professore Sanso, che svolge questa funzione di commissario e quindi fa tutto quello che può fare compatibilmente con il personale che si ritrova. Considera che tra l'altro noi allora avevamo, ricordo, 16 dirigenti, adesso se ricordo bene sono 2 o 3, quindi la dice lunga. Non era un carrozzone, assolutamente no, era un ente che funzionava bene, che si occupava di tante cose, abbiamo fatto tantissime iniziative. Anche perché le strade provinciali sono la maggior parte, cioè quasi l'80% delle strade sono provinciali e si è visto anche in questi ultimi anni qual è lo stato delle strade provinciali, anzi ultimamente c'è stato qualche intervento e ancora oggi si continuano a fare degli interventi importanti sulle strade provinciali, ma per tantissimi anni sono state totalmente abbandonate le strade. Poi si è pensato a un'elezione di secondo livello che non è mai decollata, cioè far votare soltanto i sindaci e i consiglieri comunali. Adesso c'è una norma, intanto è stato votato a livello regionale il ripristino delle province con tutte le sue competenze, però c'è un problema, il problema è che le votazioni sono appunto votazioni di secondo grado e invece molti chiedono che ci siano le votazioni a suffragio popolare, certo, almeno per quanto riguarda il Presidente. Ora sono delle proposte, sono credo 7 proposte di legge al Senato, se ne stanno occupando parecchi deputati, fra cui credo la Gelmini, sta seguendo questo progetto di legge. Spero che lo possano approvare al più presto e si possa tornare al voto in modo da dare anche come dire, un senso alle province, perché se non c'è la politica francamente non credo che sia mantenere delle strutture, le competenze soprattutto se sia il finanziamento che anche perché le scelte che vanno fatte, insomma la politica decide tutto ed è giusto che sia così, quindi anche le province devono essere dirette da politici e da politici autorevoli e l'autorevolezza te la dà il consenso, quindi se tu hai il consenso del popolo, quindi se sei eletto e quindi sempre se riesci. Speriamo che, diciamo, anche perché dico, abbiamo avuto tutti veramente un'esperienza importante con le province. Ma in quegli anni ci siamo occupati anche di cose che andavano oltre le nostre competenze, vedi l'autostrada, no? L'autostrada si è potuta fare grazie all'amministrazione che io ho diretto allora, dove mi sono assunto responsabilità anche perché le competenze non erano della provincia. Io ho fatto una convenzione con ANAS, ho messo le risorse che allora non erano 8 miliardi di vecchie lire, quindi sarebbero 4 milioni di euro per la progettazione, perché mi rendevo conto che senza la progettazione non potevamo ottenere la parte di Agrigento è stata quella che è stata completata. Il presidente della provincia di allora, di Caltanissetta, non volle firmare quella convenzione per non assumersi la responsabilità. Ma sai, la Corte dei Conti, l'erario, quando c'è malafede o malagestione, ma se non c'è malafede tu stai facendo un progetto e una progettazione, dici, ma non è competenza mia, sì, lo capisco, ma siccome nessuno ci pensa, se noi non facciamo del resto poi le risorse ci tornano, col finanziamento dell'opera tornano anche le risorse della progettazione. Più tardi ti vorrei anche ritornare in mente qualcosa con l'aeroporto, quindi pensaci un po' che più tardi ti chiamo. Ritorniamo a Rita Capodicasa, dicevamo questa passione naturalmente per la musica e il pianoforte in particolare, ma anche per la letteratura che unisce questi due aspetti importanti. Dicevi del tuo libro, del tuo studio che è letterario e musicale tutte e due insieme, no? Se lo mettiamo più in alto lo facciamo vedere anche al cameraman, così puoi inquadrare. Le due figure sono quello di Michele Lizzi e quello di Luigi Pirandello. Sì. Ce ne vuoi parlare?
Sì, questo libro è figlio, diciamo, del lockdown, perché l'ho scritto proprio quando ci siamo chiusi nel lockdown, quindi mi sono potuta concentrare, ho potuto coniugare questo mio doppio percorso da sempre, perché insomma essendo laureata in lettere ma anche al conservatorio ho sempre, diciamo, voluto far convergere, e l'occasione me l'ha data proprio quest'opera lirica di Michele Lizzi, che è la terza opera lirica di questo grande compositore che ai tempi fu veramente di alto spessore. Immaginatevi che le sue opere, appunto questa data nel 1971, è stata commissionata dal Teatro Massimo di Palermo. Le scene erano di Renato Guttuso, c'era una grande, veramente un grande allestimento di questo autore, che era anche docente del Conservatorio di composizione e vice direttore del Conservatorio di Palermo, vice direttore del Conservatorio di Napoli. Purtroppo ebbe la sfortuna di morire anche, tra virgolette, giovane, 57 anni improvvisamente. Ha avuto tanti riconoscimenti, non lasciando figli, la sua memoria si è quasi completamente persa. E dopo 50 anni è giusto che è arrivato il momento che questo compositore, che noi conosciamo per la Villa Lizzi in fondo al viale, che deve essere ripristinata, abbia veramente, risorga, perché la sua opera racconta di noi, racconta il mito della Valle d'Agragante. Se pensate che una sua opera sinfonica si chiama Settembre in Val d'Agragas, io penso a quest'opera, che è un'opera sinfonica che è stata data anche alla RAI, ha vinto ai tempi tanti premi. Lui operò nel secondo dopoguerra, e la penso come inno di questo Agrigento capitale della cultura. Ma ovviamente ci vogliono le sovvenzioni che supportino le orchestre. Noi qui non abbiamo un'orchestra, non abbiamo neanche una stagione lirico-sinfonica, perché il nostro teatro, che comunque ha una bella storia, fa delle rispettabili stagioni di prosa, ma si ferma lì e parte degli spettacoli. Non è stato mai, si hanno fatto qualcosa, molto di rado, ma secondo me ci vorrebbe veramente una stagione lirica anche di musica classica seria, non perché gli altri generi, per carità, con tutto rispetto, ma noi lo sappiamo, un teatro, il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Bellini di Catania si contraddistinguono per le stagioni liriche. Io ci ho provato qualche anno fa con la buonanima di Pippo Flora a organizzare una stagione di musica da camera che abbiamo fatto al foyer del Teatro Pirandello, e c'era lui molto entusiasta quando c'era la scorsa amministrazione con Lillo Firetto. Abbiamo fatto questa, insomma, con quel poco che potevamo fare, sono venuti illustri musicisti siciliani insomma, rendere questo, perché c'è un pubblico che vuole, c'è un pubblico assetato di cultura e di musica colta. E noi musicisti io mi sono sempre spesa da 30 anni, dagli anni 90, e si pensava, e infatti pensavo proprio questo, parlando della provincia, l'ex amministrazione precedente al dottore Fontana, quindi Stefano Vivacqua, fece negli anni 90 fece circuitare della proprio musica classica. Abbiamo fatto dei concerti musicisti locali che giravamo proprio nella provincia, e fu l'unica occasione. Poi niente, non bisogna ci furono. Spingere in questo senso. Sì, ricordatevi quando c'erano le Panatenee, non so se ve lo ricordate, e quelli sì erano occasioni, io mi ricordo. Poi quando c'erano anche gli amici, c'è un pubblico che chiede e chiama c'è fame di cultura, perché se i ragazzi stessi non facciamo abituare all'ascolto della musica classica, della musica lirico-sinfonica, chiaramente si annoieranno sempre quando ascolteranno. Ritorniamo al tuo libro, Rita, cosa troviamo dentro? Allora, questo è un saggio musicologico e letterario che parte da una novella di Pirandello, La sagra del Signore della Nave, poco conosciuta, che però racconta di una festa popolare che si faceva davanti alla nostra chiesa di San Nicola quando era una chiesa di campagna. E si parla di questa dicotomia tra sacro e profano. Era una festa dove c'erano degli aspetti profani, addirittura c'era la prostituta davanti alla chiesa, c'erano i tarallucci e vino, veni mangia, veni free, su una sordi ungifiniri, questo era il proverbio popolare, e quindi c'era proprio questa epicurea spensieratezza degli agrigentini, mangiavano, bevevano, quindi il lato profano, ok, come vediamo anche alla festa di San Calogero, no? E poi le feste popolari c'era il lato sacro. E allora
Pirandello mette insieme questa dicotomia tra sacro e profano. Cosa fa Michele Lizzi? Un'operazione molto difficile, tradurre il linguaggio pirandelliano molto filosofeggiante, tradurlo in piani musicali, in leitmotiv musicali, in temi musicali molto particolari. La sua musica era molto profonda, non era una musica ascoltabile così. È una musica, sì, però io l'ho studiata nel mio sito di YouTube, potete ascoltarla, e studiandola e capendola questa musica è molto bella perché racconta di noi, racconta di questa festa popolare con i suoi paradossi. Infatti volevo ringraziare, tra l'altro ringraziare il presidente di Società Patria Agrigentina, l'architetto Calogero Brunetto, che proprio giorni fa abbiamo proprio pubblicato il bollettino di Società Patria Agrigentina, dove io ho pubblicato un sunto di questo mio volume e abbiamo potuto presentarlo proprio lì a San Nicola, perché tra l'altro è un bollettino che raccoglie contributi di molti studiosi, in modo che le generazioni future non si dimentichino di questo. Perché dico, è stato un compositore purtroppo trascurato, e io ho cercato di presentare questo libro anche altrove, l'ho presentato a Genova, Biblioteca Universitaria, a Firenze, dove ci sono i parenti di Michele Lizzi, che ringrazio, e si stanno muovendo per promuovere Michele Lizzi, e lo vorrebbero fare qui all'interno di Agrigento, capitale della cultura. Perché no? Anche noi possiamo lanciare da Target, insomma, questo appello, questa richiesta di valorizzare. Sì, sarebbe l'ora, perché lui si ispirava al mito greco, la sua musica parte proprio dal mito greco e poi racconta le 3 grandi opere liriche che raccontano Pantea. L'amore di Galatea, per esempio, è stata fatta sul libretto di Salvatore Quasimodo, quindi era un personaggio che aveva delle collaborazioni importanti. E poi la sagra del Signore della Nave, data 50 anni fa. Lui muore nel 1972 e dico purtroppo, è stata una sua sfortuna perché poteva dare ancora molto, però mi auguro che la sua musica è stata molto innovativa, era molto sperimentale il suo linguaggio, partiva dalla polifonia, dai modi greci, era molto sperimentale, allora era avanzato, insomma, quindi non si capiva, ma oggi è arrivato il momento di risvegliare la sua memoria. Lasciamo da parte un po' Rita Capodicasa, musicologa, e andiamo alla Rita pianista, perché noi abbiamo cercato, insomma, un po' tra le tue registrazioni che ci sono su YouTube, sul canale, eccetera eccetera, e abbiamo estrapolato un pezzo. Lo ascoltiamo e poi ci dici di cosa si tratta. Grazie Piero per il contributo per Rita Capodicasa.
Anche noi ti applaudiamo. Dove è stato e cosa hai seguito? Proprio esecuzione recentissima di giorni fa, come dicevo, alla presentazione del bollettino di Storia Patria Agrigentina, una registrazione fatta da Lillo Brunetto, certo col cellulare, quindi capite certo, bene. abbiamo detto che era amatoriale. Ed è proprio lo scherzo di Michele Lizzi, che è un'opera che lui aveva improvvisato con l'alunno Giuseppe Di Salvo su una cellula melodica, quindi è un'opera molto semplice in confronto alla complessità dell'opera di Lizzi. Per dare, insomma, io avrei potuto suonare anche Chopin, Mozart, ma lo suonano tutti. In quel momento era anche per valorizzare Lizzi. Preferisco portare avanti la musica inedita di personaggi da riscoprire che la solita musica che fanno comunque anche molti altri. E fai bene sicuramente, Rita, grazie. Giovanni, allora, tra acqua, luce, gas e spazzatura iniziamo a fare una classifica o comunque una urgenza di intervento. Innanzitutto credo che sia indispensabile che si faccia un lavoro urgente sull'acqua, che sull'acqua siamo ancora all'anno zero. A morder l'acqua. Sì, Davvero? fa acqua da tutte le parti. 30-40% di acqua che va in... Ma si perde anche il 50%. Da sempre, ma questo da sempre. Il 50%, cioè è una cosa fuori da ogni logica. Cioè io vorrei vedere una famiglia che ha dei rubinetti che perdono e uno, diciamo... E la dobbiamo pagare, perché quella che si perde la dobbiamo pagare. È chiaro che di tutte quelle cose che tu hai detto, diciamo acqua, spazzatura e via discorrendo, comunque il costo viene tutto rimesso sulla tariffa. Certo. Ora, se noi compriamo l'acqua da Sicilia Acqua, che peraltro per inciso in questo momento è in vendita e stanno concludendo l'acquisto con Italgas, la sta acquisendo, e quindi anche su queste vicende, su questo versante ci sarà probabilmente a livello regionale una ricomposizione che potrebbe portare anche a un'azienda regionale, perché i problemi non sono solo ad Agrigento, a Trapani manco c'è una società d'ambito, hanno fatto Lati ma non c'è niente, Siracusa era fallita, a Palermo stesso c'era l'AMAP e l'APS era fallita, quindi diciamo un dramma, un disastro. Anche perché l'acqua è vita, si dice sempre, l'acqua è vita, assolutamente. Funziona bene a Caltanissetta, perché quando funziona abbastanza bene a Caltanissetta e anche a Enna. A Caltanissetta, diciamo, l'hanno preso dei privati, hanno fatto degli investimenti pesantissimi, hanno rimesso avanti ricondizionato tutti gli impianti, e quindi noi rispetto ad altri qua facciamo ancora tutto quanto a mano. Cioè nelle nostre case c'è Alexia, nelle nostre case c'è le fotocamere che noi vediamo da lontano, accendiamo il climatizzatore da fuori e compagnia, e qua ancora tutto quanto viene fatto dal fontaniere che scende, apre, chiude, riapre, guarda, poi torna. Cioè siamo veramente all'anno zero, ci vuole un impegno notevole che non è più possibile che ad Agrigento si perda il 50% dell'acqua che si mette in condotta, è una cosa criminosa, non è una criminale, è una cosa di un danno, ma poi non è solo Agrigento, anche Sciacca, cioè praticamente i grossi centri che hanno tutte queste difficoltà si tirano gli altri, insomma se Aragona ha una rete che va bene, quanto conta nel complesso di tutto il panorama dell'ambito? Consideriamo che, così per dare un termine di misura, quando si dice 1 litro al secondo, quindi Agrigento credo che sia tra 160 e 180 litri al secondo, in estate ce n'è di più perché c'è un fabbisogno maggiore. 1 litro d'acqua al secondo significa 23.500 euro l'anno, quindi quando perdiamo noi 50 litri d'acqua al secondo, 70 litri d'acqua al secondo, e in tutta la provincia perdiamo 100 litri d'acqua al secondo che se ne va perché ci sono diciamo, delle perdenze, la perdita è fisiologica, ma a livello di un 5, 6, 7, 10%, ma non il 50%, praticamente noi abbiamo risorse che sprechiamo nell'ordine di 2 milioni, 2 milioni e mezzo, 3 milioni l'anno, che messe assieme in 10 anni potrebbero contribuire a migliorare il servizio,
ad automatizzarlo, a telegestirlo, perché il futuro dei paesi dove questi problemi non ci sono perché hanno fatto il loro dovere e hanno le reti ben fatte, il futuro è la qualità dell'acqua. Cioè noi ancora, chiaramente, rispetto ai problemi della qualità dell'acqua, diciamo, siamo ancora più indietro. Ed è semplice da capire, quando c'è la mandata e la pressione, l'acqua esce fuori dal tubo, ma se tu levi la mandata, forse da quel buco dentro potrebbe entrare qualcos'altro, no? No, questo è quello che succede, ecco. Giuseppe. No? Stai dicendo Entra qualcos'altro praticamente dentro, il fatto di non avere non avere le reti in pressione costantemente 24 ore su 24 comporta anche questo fatto, che le fessurazioni, una volta che le tubazioni sono sottoterra, è normale che ci sono fessurazioni e rotture e cose di questo genere. Se tu, diciamo, dai acqua 24 ore 24 hai delle perdite, però, diciamo, la condotta resta comunque integra. Certo. Appena tu chiudi, man mano che si svuota, avviene una depressione all'interno che si succhia tutta l'acqua che è fuoriuscita, e accanto possibilmente ci sono liquami, ci sono fognature e quant'altro, e quindi poi ci sono i fenomeni anche di, diciamo, commistione e quindi, diciamo, di acqua inquinata che arriva nelle case, e i contatori che non funzionano perché ci va terriccio e quant'altro, e le vasche che si devono pulire, ecco, tutte queste cose, per non parlare della grande questione, la vorrei solo citare, dei contatori che ancora non sono stati messi. Sì, ci sono questo è di una gravità assoluta. Che sono ancora a regime forfettario. Ma non è possibile che ci sia gente che paga l'acqua a misura e gente che la paga forfettizzata e quindi non ha nemmeno, diciamo, come dire, la necessità di salvaguardarla. Certo. Se tu sai che la paghi, una famiglia di 4 persone consumerà 100 litri, da 80 a 120 metri cubi l'anno. Se tu ce l'hai libera, chi si andrà a fare il giardino, così si fa a quello che dicevi prima. Sì, aggiungere prego, i danni collaterali causati dalle perdite dell'acqua. Perché i danni collaterali, ossia i cedimenti stradali, certo, che poi devono essere ripristinati, e vengono ripristinati in maniera sempre provvisoria. Basta vedere le strade urbane piene di buche, le strade urbane piene di cedimenti. Noi come fontanelle ci chiamiamo fontanelle proprio perché il sottosuolo molto ricco di acqua. Continuiamo a subire dei grossi danni che puntualmente segnaliamo e puntualmente vengono fatti degli interventi che risultano sempre essere provvisori. E anzi bisogna dire che Fontanelle, l'impianto, credo che sia uno dei migliori che abbiamo. Forse uno dei dei migliori perché è nato dopo. Certo. Ma è chiaro che anche su questo, diciamo, bisognerebbe fare un passo indietro, cioè bisognerebbe comunque progettare tutta una serie di controlli che puoi inserire in rete. Tu sai quanta acqua esce dal serbatoio, certo, e quanta acqua va in giro. Poi... È chiaro che c'è un equilibrio, escono 100 litri e nei vari punti la somma di questi devono fare 100 litri, quindi 90, se non c'è, da qualche parte si perde, certo, e questo permetterebbe anche di andare a valutare dove fare degli interventi per poter anche individuare le perdenze ed eliminarle. Niente di straordinario, la manutenzione questa è una storia veramente antica, perché io ricordo a fine anni 70, primi anni 80, che allora sede l'incarico al famoso ingegnere come si chiama, Curto, che fece il progetto per la nuova rete idrica agrigentina, credo anni 70 addirittura, che era quella a cerchi concentrici, quindi un sistema idrico, e allora si parlò di questo progetto che poi doveva essere finanziato, poi tutta una serie di cose. Sono passati 50 anni e ancora oggi parliamo di rete idrica agrigentina. So che il finanziamento addirittura, che credo si parlava di 26 milioni di euro, se ricordo bene, 26-27 milioni di euro, ed era stato già
questo finanziamento approvato, c'era credo sindaco Zambuto, e forse al primo mandato, quindi parliamo di più di 10 anni fa. Quindi un finanziamento ottenuto oltre 10 anni fa, ancora oggi parliamo di cosa? Di nulla, un appalto fatto, a quanto pare revocato, bisogna rifarlo di nuovo, quindi ancora senza considerare anche i precedenti fondi che poi sono andati. Giovanni, poi ti vorrei chiedere qualcosa anche sui rifiuti, magari più tardi. Ridò ancora la parola a Francesco Sferrazza Papa per il progetto di Fontanelle Insieme. So che qualche giorno fa, insomma, avete concluso una bella festa che ha visto il quartiere unito? Sì, è stata un'esperienza strepitosa in termini di partecipazione della comunità, che ha voluto seguire un fil rouge che partiva dall'individuo, continuava sulla comunità e terminava sul territorio. L'individuo nella valorizzazione dei talenti, tanto che hanno partecipato e ci hanno dato una mano e supportato tante associazioni che si occupavano di sport, che si occupavano le associazioni scout, le associazioni di motociclismo. Insomma, siamo riusciti a portare all'interno del quartiere proprio stare insieme, tanti talenti che messi insieme hanno dato vita a dei momenti comunitari che sempre di più vengono a mancare, perché nell'epoca moderna, nell'epoca dei social, nell'epoca nella quale hai tutto a portata di mano, per molti è difficile uscire, confrontarsi. Come obiettivo stiamo cercando proprio di riportare la gente al confronto, di riportare la gente a parlare, di riportare la gente sui luoghi, ossia, cioè, noi diciamo sempre che non viviamo il quartiere, ma lo abitiamo. Abitarlo nel senso che tutto il quartiere è casa nostra, tutto il quartiere deve essere una grande famiglia. Questa festa ha voluto portare alla luce quello che è l'esigenza di stare insieme, quello che è l'esigenza di cultura, quello che è l'esigenza di fare sport, quello che è l'esigenza di comunicare, perché oggi sempre di più dobbiamo comunicare all'esterno che non siamo più un quartiere dormitorio, ma siamo una comunità viva, una comunità... Un quartiere vecchio stampo, no? Quando magari si stava fuori, si discuteva, si parlava, si programmava, si raccontava, ecco. Appunto, e non il messaggino e magari seduti sulla panchina accanto e invece di parlare inviarsi un WhatsApp. Appunto per questo noi ogni edizione della festa, siamo alla terza edizione, ogni edizione della festa la cominciamo con un momento di incontro, una sorta di convegno. Quest'anno lo ha moderato Alan David Scifo, giornalista di Repubblica, alla quale hanno partecipato associazioni del territorio tipo il Museo Cinque Sensi di Sciacca, la Birrina di Grotte, l'associazione Aquarinto. Ha partecipato Gaetano Vella, che è stato l'artista che ha dato vita a un murales di oltre 130 metri quadri, lungo 30 metri, che dà il benvenuto a Fontanelle, mettendo a confronto le generazioni come un messaggio di accoglienza. Ha partecipato l'associazione Aquarinto, che si occupa di integrazione di immigrati. Vogliamo iniziare ogni anno con questo tipo di incontri per dare un senso a quello che deve essere lo stare insieme. Ma la gente comune, cioè quella che abita Fontanelle, lo trovate il riscontro? Certo, o lo vuoi gridare al vento? Certo che lo troviamo il riscontro, perché negli anni siamo partiti in 4, nel 2018. Oggi ci sono centinaia di persone che si avvicinano, che vogliono partecipare e che vogliono dare un contributo. Questo era il nostro obiettivo iniziale, ossia quello di coinvolgere la comunità, far sentire che esiste una comunità. E i risultati che stiamo avendo in termini di partecipazione ci portano a dire che quello che era un sogno iniziale oggi inizia a prendere vita. Ossia ognuno di noi è la sentinella del territorio. Abbiamo lavorato alla creazione di parco giochi per bambini disabili, quando tutti ci dicevano mettete le telecamere di sorveglianza. Noi siamo contrari alle telecamere di sorveglianza, perché la telecamera non ci serve.
Per noi la tutela del bello, la tutela del patrimonio pubblico deve essere a carico del cittadino, che abita il suo quartiere. Non deve andarci a dormire, ma deve abitare all'interno del suo quartiere. Bravi Fontanelle insieme. E allora Lorella, abbiamo parlato di AICS nella sua totalità, insomma nel suo stare insieme, abbiamo detto i vari dipartimenti, arte e pari opportunità, insomma danno sicuramente un valore in più, anche perché parlando di arte, di pari opportunità, parli anche di persone che stanno assieme e che si spendono, no? Anche in questo caso con la vostra associazione. Sì, infatti sto ascoltando con molto interesse gli interventi un po' di tutti, perché ci riconduciamo poi in realtà tutti a quello che è il principio appunto dello stare insieme, del fare arte, del fare comunione, dell'avere degli obiettivi comuni. Ed è quello che l'AICS innanzitutto come ente intende fare e continua a perseguire. Poi ognuno nei propri dipartimenti realizza i propri obiettivi secondo quelle che sono le programmaticità. Poi se tu organizzi anche un tango a Naro e allora la cosa diventa eccellente. Ecco, allora noi come Dipartimento Arte abbiamo organizzato questo evento che è veramente particolare, tanto voluto dall'amministrazione di Naro, dal sindaco onorevole Brandara e da tutta la sua amministrazione. In modo particolare io mi sono relazionata con l'assessore, il dottore Angelo Scanio, assessore all'arte e allo spettacolo, il sindaco chiaramente è stato il vero artefice e il vero promotore di questa iniziativa, che non appena ha capito che c'era questa possibilità l'ha immediatamente inserita nell'ambito della settimana di festeggiamenti in onore di San Calogero. Quindi venerdì 16 avremo questo evento Naro in tango. Ma vuol dire che i cittadini normali balleranno o ci sono dei seri professionisti che insomma daranno anche la dimostrazione di quello che è forse uno dei balli più fascinosi al mondo, no? Allora, innanzitutto la parte proprio dedicata al tango, quindi la scelta delle musiche è curata dai maestri di tango argentino Franco Cappello ed Emilia Marino della Bailart. Questa è la parte di cui proprio si occupano loro, in quanto appunto essendo maestri hanno una scuola di tango. Poi la serata sarà anche allietata dalla voce portentosa di Agata Sardo, che è un contralto lirico, e avremo anche musica dal vivo, perché ci sarà anche l'intervento attraverso sax di vario genere, perché sto scoprendo anche questo, che ci sono dei sax diversi da parte del maestro Fabio Novarino. Quindi avremo anche della musica dal vivo, una serata completa. Per quanto riguarda invece i ballerini, allora i ballerini sono, al di là dei vari maestri che sono stati invitati, perché nella provincia ci sono diverse scuole di tango, quindi sono stati invitati vari maestri e gli allievi tangheri, quindi la pista sarà occupata da questi tangheri. Un ballo veramente che sta prendendo molto piede e che affascina, sì. Anche perché la musica del tango, Rita, è un po' particolare, no? Certo, non fa parte della musica classica, però tra i balli è quello magari un po' più sensuale, una sì. Carica veramente molto trascinante sicuramente, no, ma comunque anche, ecco. Dico, la musica, infatti, non per tornare sempre a Michele Lizzi, adorava pure questo tipo di musica, il tango, e poi mette nella sua opera vari tipi di musica. Attenzione che ti porti appresso il microfono, ecco. Scusate. vai. Dico, Michele Lizzi mette anche la tarantella nella Sagra del Signore della Nava, quindi non la musica classica, assolutamente, diciamo, quella più schematica, ma anche quella popolare. I grandi compositori, a partire
partire da Brahms, si ispirarono alla musica popolare, e quindi lo stile zigano. Non si fa peccato, insomma. No, assolutamente, la musica classica è quella che fa convergere più stili, la stratificazione proprio popolare in quest'opera della Sagra prende proprio piede. Figuratevi che si sente anche la voce di un carrettiere che viene da lontano, poi mette anche la musica sacra, la musica dell'organo, e per esempio Gesù mio con dure funi, che sono i canti che si sentono nella passione di Gesù Cristo, quindi anche nelle nostre Ritorniamo al tango sacre. di Naro, allora, quindi questa bellissima serata, ma ICS non è solo quello. Poco prima di andare in onda mi accennavi a una manifestazione Donna Arte che insomma coniuga due nomi importanti, la donna e l'arte. Sì, e infatti questa per noi, per il Dipartimento Arte, è il cavallo di battaglia, nel senso che viene riproposta ogni anno. Inizialmente aveva come cadenza l'8 marzo, infatti il sottotitolo era Non solo 8 marzo. Ma per varie situazioni che si sono venute a creare, tra cui anche il fatto che è stata slittata la festa del mandorlo in fiore, tante volte si crea questa concomitanza per cui Donna Arte viene trasportata alla data più utile e più realizzabile possibile. Quest'anno per esempio l'abbiamo trasportata al 22 di aprile, perché ci siamo inseriti molto gentilmente, Antonella Airò, che ha organizzato l'Infiorosa a Favara, 3 giorni di Infiorosa, siccome appunto l'ICS vanta e gode anche di tante affiliazioni. Attraverso Antonella Airò noi ci siamo inseriti nel contesto di questa manifestazione abbiamo inserito Donna Arte, che è una manifestazione tutta al femminile, della creatività femminile sotto i vari aspetti dell'arte, la musica, il canto, la pittura, la scultura, la fotografia, il teatro. Inseriamo tutto quello che quest'anno per esempio è stato presentato il libro di Maria Concetta De Marco, Sogno Blu, insomma sono tutti una serie di artiste a tutto tondo che vengono inserite in questa manifestazione, che diventa poi una bella vetrina, ma soprattutto un'armonia. Quindi insomma, far parte della ICS, del Dipartimento Arte e Pari Opportunità, ti impegna molto. Beh, siamo tutti abbastanza impegnati, ogni dipartimento gode di uno staff, quindi io ho il mio staff e di conseguenza ho grande collaborazione, anche perché noi non ci occupiamo soltanto delle varie manifestazioni, come può essere Pianeti Paralleli, come può essere l'evento Luce, eccetera, ma ci organizziamo anche, ci mettiamo in gioco per i vari progetti che ci sono sul territorio. Poco fa appunto si accennava ad Agrigento, capitale della cultura, la ICS si sta molto muovendo sotto questo punto di vista proprio per cercare di promuovere la cultura a tutto campo, non soltanto per Agrigento Capitale, ma in modo particolare per Agrigento Capitale. Quindi dopo 2 anni di fermo, che sono stati veramente un po' disastrosi un po' per tutti, tutti i campi, in tutti i campi, adesso ci stiamo rimettendo in gioco, in movimento, e sono arrivati diversi bandi di concorso e quindi ci stiamo attivando per presentarne. Per esempio, sempre riferito al mio dipartimento, abbiamo presentato un concorso che si occupa di musica e in modo particolare del canto lirico nelle scuole, di portare il teatro e in modo particolare il teatro pirandelliano nelle scuole, perché noi cerchiamo soprattutto attraverso i protocolli di intesa con gli istituti scolastici, cerchiamo sempre di portare l'arte, la cultura alla base, la base è la scuola, e certo. Quindi da lì partire con i ragazzi, ampliare il piano dell'offerta formativa degli istituti con questi progetti che vedono coinvolti le scuole, gli alunni, gli insegnanti e il territorio, e quindi cerchiamo in questo modo di poter dare delle opportunità in più, avvicinare i bambini, i ragazzi al mondo dell'arte, al mondo della cultura,
anche attraverso delle situazioni, delle condizioni che li coinvolgono direttamente, perché un fatto è fare lo spettatore, un fatto è partecipare essere parte attiva. Bene, Enzo, non me lo sono dimenticato l'aeroporto, assolutamente, perché parlando di Agrigento 2025, capitale della cultura, è riaffiorato subito, si è ritornati a parlare di aeroporto. Io non ci credo, però non si sa mai. Prego, la tua impressione. È un argomento assolutamente attuale, anche l'incontro avuto recentemente con il ministro Salvini, dove sono stati invitati tutti gli ordini professionali, i vari rappresentanti di enti, di aziende, dove insomma, si è parlato proprio di una struttura aeroportuale in territorio, nella fascia centro-meridionale della Sicilia, quindi che coinvolge interamente la nostra provincia. È un argomento che tutti noi sentiamo già da tanti anni, da tanto tempo. Io personalmente, tu sai, me ne sono occupato in maniera molto forte ed era l'altro mio cavallo di battaglia, oltre alla 640, l'aeroporto. E dico, allora lo potevamo realizzare. Ancora oggi abbiamo un progetto esecutivo che è stato fatto da noi, sono stati fatti 2 studi, allora lo studio quello da parte di Europrogetti e Finanza e quello dell'ingegnere Rubini, con un esame comparativo di tutti gli siti possibili in provincia di Agrigento. Il migliore era quello di Acquamenta, tra l'altro i 2 studi erano coincidenti perché tutti e 2 hanno scelto quell'area come la migliore area possibile. Ma perché? Perché è l'area conurbana dove c'è un maggior numero di abitanti, dove c'è la zona baricentrica fra la provincia di Agrigento e quella di Caltanissetta con le 2 aree industriali, l'autostrada che passava, che allora non esisteva, ma evidentemente quando uno parla di sviluppo integrato del territorio devi pensare anche a tutte queste cose. L'autostrada passava a 300 metri dal sito aeroportuale, perché poi fare un aeroporto se non c'è una viabilità adeguata a mio parere non ha senso. Poi per carità, io sono uno di quelli che purché nasca l'aeroporto ovunque, insomma, sono d'accordo anche su questo aeroporto che hanno immaginato e pensato a Licata, anche se ho le mie perplessità, perché è un aeroporto che nasce, cioè continuiamo in Sicilia a fare errori su errori, anziché fare una programmazione giusta, vera, e quindi considerando la sostenibilità, considerando anche un po' le distanze fra un aeroporto ed un altro. Cioè noi andiamo a fare un aeroporto a Licata dove non c'è una viabilità adeguata. Cioè io voglio capire, il cittadino di Gela che ha 80.000 abitanti, ma può venire mai a Licata a prendere l'aeroporto, se ne va semmai a Comiso, ma non che torna a Licata. Insomma, quindi, oppure anche l'agrigentino questa stesso. Parte insomma, deve essere... Quindi, sì, ma questa parte, ma chi poi non c'è una viabilità adeguata per poter attirare la popolazione. Ma se ne è riparlato perché però per carità, io dico purché si faccia, ma sai, ora ci sono le risorse del PNRR e quindi questo ha creato tanti stimoli da parte di tantissime persone che si sono occupati, hanno lavorato su questo aeroporto, e quindi ritorna di nuovo l'argomento, che è un argomento interessante e importante per tutti noi, perché avere un collegamento veloce, soprattutto noi che siamo l'estrema punta dell'Europa, è chiaro che avere un collegamento veloce è una cosa indispensabile per noi, veramente indispensabile. E allora, peccato che non siamo riusciti ad ottenere la realizzazione allora di quell'aeroporto, perché era assolutamente sostenibile, perché avevamo i 3 poli aeroportuali, Palermo con Taormina, Catania cioè Palermo con Cefalù, Catania con Taormina, Agrigento con la sua Valle dei Templi. Quindi c'era veramente un ragionamento che metteva assieme tante cose dal punto di vista turistico, non c'era ancora Comiso, territoriale, e poi nasce Comiso, certo, cioè, ora noi a Licata facciamo un'altra situazione come quella di Comiso, c'è Comiso a 50 km dal Fontana Rossa, andiamo a fare un altro aeroporto, cioè, ma onestamente io sono molto perplesso, però devo dire, purché si faccia, che lo fai. Poi non è un aeroporto di livello nazionale, è un aeroporto regionale, per cui con tutte le limitazioni che poi può avere questo aeroporto. Loro dice partiamo, perché qualcuno che dice partiamo, facciamolo e poi si vede. Oddio, può essere anche un modo per andare avanti e per realizzare questa struttura. Ma onestamente avendo un progetto esecutivo depositato alla Camera di Commercio, che noi siamo riusciti a fare come azienda AVT, Provincia e Camera di Commercio, siamo riusciti a lavorare per tanti anni seriamente, e c'è un progetto che può essere certo aggiornato, rivisto, e che è veramente sostenibile, sul serio. Noi addirittura avevamo anche pensato di
di fare una sorta di cooptazione con Airgest, quindi con la società che gestisce l'aeroporto di Trapani, e quindi metterci assieme Trapani ed Agrigento per il low cost, in modo da creare una sorta di partenariato che ci potesse mettere nelle condizioni di poter lavorare tutti e due gli aeroporti senza... Speriamo. Dico, io mi auguro che comunque qualcosa si muova, che qualcosa si faccia, perché purtroppo avevamo anche il finanziamento già pronto. Ricordo l'allora presidente della regione Cuffaro, dopo l'inserimento nel piano regionale dell'aeroporto, perché mancava anche questo, l'abbiamo inserito, c'erano i 35 milioni di euro dei fondi comunitari che erano stati messi e gli altri 35 ai privati, con la disponibilità di ADR Roma, Aeroporti di Roma, la SEA di Milano, Venezia, Air Malta, no, ma c'era tutto pronto. Poi ricordo chi venne dopo di Cuffaro, la prima cosa che fece levare i soldi, ha tolto le risorse dall'aeroporto, è successo quello che è successo. Ci avviamo alla chiusura, ma abbiamo ancora un altro contributo da darvi per insomma, gustarci la grandezza di pianista di Rita Capodicasa. Lo facciamo ascoltare e poi andiamo ai saluti finali, saluti che vengono fatti in maniera particolare, non arrivederci e grazie, dovete farmi un pensiero, una citazione, una frase, un buon proposito, insomma un qualcosa di positivo, perché Target deve distinguersi sempre. Vai con il pianoforte di Rita Capodicasa. Bene, naturalmente insomma non è stata l'esecuzione completa. 5 secondi per dire dov'eri e cosa hai fatto? Sì, il Teatro Pirandello, quando preparavamo uno spettacolo l'anno scorso organizzato da Rotary e Pirandello. Questa è La smania di Coop, che è un brano citato da Pirandello nelle lettere. Bene.
Allora, come vi dicevo, siamo arrivati alla conclusione e quindi i saluti e i ringraziamenti per i miei ospiti, grazie della presenza e della partecipazione e buon lavoro al Comitato di Quartiere Fontanella Insieme e per esso a Francesco Sferrazza Papa. Io volevo salutare i telespettatori facendo un invito a scendere nelle piazze e a iniziare ad abitare la propria città, prendersene cura e iniziare ad amarla, cercando di fare rete anche con tutte le associazioni presenti sul territorio, perché come dice il nostro slogan, da soli si va veloce ma insieme si va lontano. Grazie a Lorella Zarbo e con lei all'AICS Agrigento e in particolare il Dipartimento Arte e Pari Opportunità. Io avrei il piacere come saluto di riferire alcune delle parole del nostro presidente Giuseppe Petix, il quale con il suo impegno così intenso per la nostra associazione dice sempre che bisogna trasmettere l'amore per la cultura, perché è soltanto attraverso di essa che si ottiene la vera libertà. Grazie a Giovanni Manganella e alla UIL Agrigento. Io, se mi permetti, colgo l'occasione per rammentare che il giorno 17 c'è una manifestazione organizzata da CGIL, CISL, UIL e il cartello sociale, quindi anche la pastorale sociale della Chiesa, per dare una scossa sulla questione della sanità in provincia di Agrigento. Spero che ci sia una sana indignazione da parte della gente e si partecipi. Rammento che nel 2020 la grande manifestazione fatta per la 640, che era ferma da anni, riuscì a rimetterla in moto. Ancora non l'abbiamo conclusa. Stiamo facendo questa iniziativa perché non è possibile che si svenda la sanità pubblica e la gente, diciamo, non sappia dove andarsi a curare. Grazie a Rita Capodicasa, pianista e musicologa. Sì, volevo leggere, se ci riesco con gli occhiali, sì, visto che poi è una citazione. Un paio di righe. Sì, da Pirandello, questa è la sagra, dice: gli uomini si sono imbestiati, si sono ubriacati ed eccoli qua che piangono ora inconsolabilmente dietro a quel loro Cristo sanguinante sulla croce nera. Eccoli qua che piangono il porco che si sono mangiati. E vedete, volete una tragedia, più tragedia di questa? Grazie a Enzo Fontana, già presidente della provincia, parlamentare nazionale e regionale e ancora presente sul territorio. Grazie, io ringrazio te per questa opportunità e con l'occasione, visto che abbiamo parlato di aeroporto, dico l'augurio che possa questa volta essere la volta buona per una realizzazione di questa struttura importante. E poi vorrei anche dire che Agrigento è capitale della cultura, quindi abbiamo una grande opportunità per il nostro territorio che possa essere l'occasione giusta per un ulteriore salto di qualità, insomma, dal punto di vista sociale, economico e culturale, quindi me lo auguro veramente per tutti noi. Grazie della vostra presenza e partecipazione, soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.